Buonasera, buonasera e benvenuti. Devo dire che ci sono una bella atmosfera, delle buone vibrazioni stasera alla Villa Comunale Sandro Pertini di Diamante, perché il potere innanzitutto è la buona musica che fra poco ascolteremo, che noi abbiamo già avuto il piacere di ascoltare, il potere della poesia, delle parole, e tutto questo lo dobbiamo alla protagonista di questa serata, che vi invito subito a salutare con un bel applauso, che è Sabatina Napolitano. Grazie Pippo, grazie a tutti che siete venuti stasera qui. Sarà un intervento interessante. Bene, per presentare Sabatina ci vorrebbe una serata a parte, però io molto brevemente, da bravo presentatore, vi dico che lei è poetessa, scrittrice, saggista, critica d'arte, vive nelle Crete Senesi ad Asciano, ha iniziato a scrivere da giovanissima, esordendo nel 2010 con una raccolta poetica premiata dall'editore La Scuola di Pitagora. Da allora ha pubblicato 8 libri di poesie e un romanzo, fino ad arrivare al Cantico degli Amanti, che sarà il testo protagonista della serata. C'è da dire anche che dal 2019 si dedica anche alla critica letteraria, collaborando con riviste e premi come il Nabokov. Ha scritto per testate quale Ultima Voce, Fermata Spettacolo, Microbiologia Italia, L'Incendiario, e collabora con la redazione di About Art, La Poesia e lo Spirito. Il suo romanzo d'esordio Origami, che mi ricordo abbiamo presentato anche qua a Diamante. Testi e poesie, suoi testi e poesie sono apparsi su numerose riviste e antologie, sia online che cartacee. Ma tu come ti presenteresti in breve? Sì, stasera ringrazio chi ha reso possibile questa occasione, soprattutto Antonio, i miei amici, e Christian, che poi ci accompagnerà con la musica. Sì, ringrazio tutti. Io sono una scrittrice, quindi scrivo critiche, saggi, ultimamente insomma con un po' di ritardo, però ci sono. Questa serata è dedicata invece alla poesia, quindi leggeremo dei testi da questo libro che si intitola Cantico degli Amanti, dal lato del marito, dalla parte del marito. Su questo io e l'editore ci siamo un po' avvicendati. Porta 2 titoli. Saluto Stefano Donno, che è un editore pugliese, e saluto anche il prefattore e il postfattore del libro, Pasquale Vitagliano e Giampaolo Mastropasqua, che hanno curato questa edizione del libro, fornendo anche delle informazioni di tipo critico e saggistico. Leggeremo dei testi dalla rilettura del Cantico dei Cantici, quindi non proprio quelli che già sono usciti online, che potete leggere un po' ovunque. Ci dedicheremo su questi brani, che sono molto più popolari, molto più incisivi nell'immaginario collettivo. E questa sera sarà, come avevo anticipato prima, impreziosita dalla musica di Christian Mele alla tromba e Raffaele Pappone, credo di aver detto giusto, alla chitarra. Un bel applauso anche per loro, li abbiamo già sentiti, e davvero la loro musica si integra perfettamente con questa bella serata di fine agosto. Abbiamo scelto il repertorio d'amore. Ecco, stasera sarà l'amore a trionfare, l'amore e la sensualità anche, perché questo ce lo spiegherà poi. Non guardate me, io non c'entro niente con la sensualità, guardate l'altra parte. Partiamo con le domande, con l'intervista. Facciamo prima una domanda, diciamo, didascalica. Che cos'è il Cantico dei Cantici? Ecco, per chi non lo sapesse. Il Cantico dei Cantici è un cantico presente all'interno della Bibbia. Sì, così può sembrare una cosa che ha a che fare col catechismo, con la teologia, con l'ecclesiastico. In realtà no, la Bibbia è uno dei libri più letti al mondo. Quindi è un cantico sensualissimo, molto molto sensuale. Potrebbe sembrare da censura,
censura, invece no, nei secoli poi si sono avute varie riletture, sia mistici che poeti che scrittori si sono dilettati a rileggere il Cantico dei Cantici, perché appunto è qualcosa di sublime, di meraviglioso, racconta proprio quello che è l'amore umano. Ci sono diverse letture del Cantico dei Cantici, una prima lettura che è quella proprio letterale, che racconta l'amore di un uomo e di una donna, dell'amato e dell'amata. Infatti i testi vengono spesso utilizzati dagli sposi durante la cerimonia e il rito matrimoniale cattolico. Poi c'è un'altra rilettura che vedrebbe l'amore del Signore, di Dio verso il popolo di Israele. Un'altra lettura appunto che è quella più utilizzata dai mistici, dell'anima verso Dio, il cammino della perfezione. In questo ci sono stati veramente tanti mistici che hanno scritto intorno al Cantico dei Cantici, però ci sono stati anche tanti poeti. Io non mi pongo né da catechista né da teologa, non insegno religione a scuola, non ho questa opportunità. Io insegno scienze, che non c'entra niente col Cantico dei Cantici. Infatti quando parlo ai miei ragazzi del fatto che sono scrittrice del Cantico dei Cantici, loro vanno a casa, si vanno a leggere le poesie, vengono il giorno dopo: professoressa, io non ho capito niente di quello che c'è scritto. Allora io dico: vabbè ragazzi, lo dovete chiedere alla professoressa di italiano. Però comunque sì, questo è un cantico molto molto penetrante, veramente molto pervasivo, che descrive quello che è il sentimento dell'amore umano. Quindi è veramente, per me è stata una prova difficilissima confrontarmi con questo cantico, però è stato anche molto bello. Ecco, appunto, cosa ti ha spinto a proporlo nel tuo libro? È nata l'esigenza di scrivere intorno a questo cantico una sera d'estate ad Asciano. Io vivo ad Asciano, nelle Grede Senesi, e lì fa un caldo terribile, non è mitigato, si arriva anche ai 40 gradi, faceva un caldo terribile. Io poi chiudo tutte le imposte, sto al buio, e stavo pensando al fatto che mi chiamo Sabatina e come poteva incastrarsi questo nome nella grande letteratura amorosa, perché io poi sono una poeta lirica d'amore. Quindi mi sono detto: vabbè, il gioco è fatto, perché io mi chiamo Sabatina, la regina di Saba, c'è proprio già la storia. Quindi ho colto l'occasione proprio di questo cantico per questo regno che mi affascinava, il regno di Saba. Che regno è? E ho cominciato tanti anni prima a fare le ricerche sulla regina di Saba. Ho chiesto addirittura a un professore, diversi anni prima, per Paolo Loffreda, di fornirmi un libro sulla cultura etiope. E quindi mi sono un po' fatta una cultura personale sulla regina di Saba. Chi era questa regina? In alcuni posti è venerata, quindi quali sono le connessioni reali con la Sulamita del Cantico dei Cantici? Da questa ricerca, da qui è nata l'esigenza di riscrivere, di rileggere il Cantico dei Cantici. Ecco, diciamo che anche altri poeti nel corso dei secoli hanno tratto ispirazione dal Cantico dei Cantici. Tantissimo, chiaramente il cantico dona una eco all'umanità e alla letteratura fondamentale. I poeti l'hanno impreziosita nel corso dei secoli. Basti citare, per quanto riguarda la letteratura italiana, echi di Ungaretti, anche se sembra strano, però anche Ungaretti si è rifatto al sentimento amoroso del cantico. Ovviamente per la letteratura inglese Lawrence, per la letteratura tedesca Goethe, Novalis con gli Inni Analot. Quindi veramente tanti poeti hanno scritto intorno al Cantico dei Cantici. Ce n'è stato uno che l'ha tradotto, Ceronetti l'ha tradotto e ha scritto un saggio intorno al Cantico dei Cantici. Ho avuto modo di parlarne alla scorsa presentazione a Siena, quindi stavolta vorrei più concentrarmi sull'aspetto più sensuale. Lui si concentra più sull'aspetto pastorale, letterale, avendolo tradotto. Sì, perché si potrebbe leggere proprio come un canto pastorale, no?
di un pastore che si innamora di una pastorella. I riferimenti alla natura, alla flora, alla fauna sono continui nel Cantico dei Cantici, perché è appunto un cantico molto sensuale, che ha a che fare molto col gusto, coi sensi, col fatto di assaggiare l'amore, di saggiare l'amore. Ecco, l'intensità spirituale descritta in chiave mistica può anche riflettere l'amore totale che un uomo desidera vivere con una donna, in parte mi ha già risposto. È l'amore totalizzante, quindi l'amore veramente, Ceronetti parlava di un amore, un desiderio desiderato, qualcosa di impensabile dal punto di vista umano. In realtà è proprio il punto di partenza, la porta dell'amore. Chiunque si innamora si rilegge e si rivede negli amanti del cantico, per forza, perché è veramente la descrizione dell'umano sentire. Ecco, le immagini poetiche del Cantico dei Cantici possono essere anche lette come rappresentazione dell'amore coniugale, fedele e totalizzante. Assolutamente sì. Noi abbiamo parlato dei diversi modi in cui il Cantico dei Cantici appunto viene letto. Aggiungerei il fatto che il Cantico dei Cantici è molto molto complesso. Questo è un aspetto che Ceronetti l'ha trattato nella sua edizione, nella sua traduzione edita Adelphi. Non c'è solo un dialogo tra l'amato e l'amata, in realtà il poemetto presenta anche delle figure, delle fanciulle, un coro, quindi si apre a diverse interpretazioni, così come noi non sappiamo se la regina di Saba effettivamente è la Sulammita. Sappiamo che la Sulammita è descritta nel cantico, però molto spesso la Sulammita viene accostata alla regina di Saba, perché la regina di Saba storicamente, come scritto nella Bibbia, nelle cronache, è andata da Salomone, quindi questo re saggissimo che lei voleva appunto scoprire, conoscere e saggiare per capire se quello che veniva detto intorno al re Salomone era vero. Quindi è tutto ancora da interpretare, veramente un cantico che apre varie letture, varie interpretazioni infinite, perché è proprio appunto infinito. Quindi il Cantico dei Cantici è una rilettura del Cantico degli Amanti, è una rilettura del Cantico dei Cantici. Dalla prospettiva del ecco, ci spieghi meglio questa prospettiva del marito? Sì, in realtà se noi andiamo a leggere il cantico ci sono delle parti in cui lei, l'amata, parla al posto dell'amato e l'amato parla al posto dell'amata. Questo perché? Perché si fonde la stessa anima, e in questo si può vedere facilmente nell'amore di un uomo e di una donna. Io spesso come poeta, a me piace molto cambiare l'io, quindi se voi andate a ritrovare delle mie letture, perché mi chiamano anche la professoressa social, io sono molto social, quindi se voi andate a ritrovare le letture c'è spesso il fatto che io parlo con un io maschile e faccio attraversare un io maschile attraverso di me, perché è proprio il punto della fusione dell'uomo e della donna, dell'amato e dell'amata, la completezza. In realtà San Giovanni della Croce ha scritto un cantico dove appunto si descrivono le varie fasi del raggiungimento del matrimonio mistico con Dio. Quindi prima c'è la fase della notte, quindi la notte dell'anima, San Giovanni della Croce, i Carmelitani. La stessa cosa l'ha ripresa poi Santa Teresa d'Avila nei suoi scritti. Sono in lingua spagnola, mi piacerebbe imparare lo spagnolo proprio per leggere Santa Teresa d'Avila in lingua originale. E riprendono questo concetto che attraverso la notte dell'anima poi si può incontrare il divino e dal divino raggiungere la completa unione mistica. Quindi il matrimonio mistico è come se ci fosse l'erotizzazione di tutto ciò che riguarda la realtà. La realtà è erotizzata, è un po' quello che vediamo anche quando siamo innamorati. Questo ha a che fare con la psicologia, con l'antropologia. Quando siamo innamorati tutto il mondo ci pare erotizzato. È chiaro che cambia tutto, cambia la chimica all'interno, cambia anche il modo di percepire il mondo. Ecco, appunto, nei tuoi versi convivono sensualità e misticismo. Ecco, quanto è difficile mantenere questo equilibrio senza che uno dei due prevalga sull'altro? Sì, in effetti
questa prova per me è stata possibile, e sono onesta, è stata possibile intorno ai 40 anni. Prima non ci sarei riuscita, perché è stato veramente molto difficile calibrare il ritmo, stare al passo del cantico, lasciando però quello che io sentivo, quello che io vedevo, quello che Sabatina lascia alla storia. Prima non ci sarei riuscita. Dopo le prove poetiche che ho attraversato, mi è stato molto più semplice riuscire a capire dove effettivamente si cadeva in quello che poteva essere retorica e quindi non era poesia. Ho cercato umilmente di riuscire a far percepire quello che per me era poesia. Quindi ho riletto questo cantico veramente come lo rileggerebbe una ragazza contemporanea, una donna contemporanea. Nelle prove della letteratura, in letteratura c'è molto del romanticismo intorno a questo tema dell'amato e dell'amata, no? Novalis, la sensuct, cioè è molto legato a questo sentimento del divino, di quello che è oltre il corpo, o tutto ciò che riguarda la trascendenza. Quindi c'era poco in letteratura del reale atteggiamento dell'amato verso l'amata, che descrivesse la sensualità dell'amore. Io poi mi sono lasciata delle parti poco licenziose che stasera vi risparmio calorosamente, però ci sono anche i miei alunni che le hanno sottolineate assolutamente. Professoressa, ma questo cantico si è data da fare, ho detto è un cantico d'amore, però hanno apprezzato, poi è piaciuto molto anche a loro. Però stasera puoi leggere, vabbè. In questo ti accompagnano autori importanti come Mario Luzzi, Herman Hesse e altri. Ecco, quale filo lega te a questi? Sì, ho citato alcuni autori che mi hanno seguito nella stesura di questo libro, che è stato per me di difficile lettura complessiva, perché il libro, oltre alla rilettura del Cantico dei Cantici, porta sia delle poesie scritte dall'amato per me, da lui per me, che alcune poesie, alcuni testi scritti da me per lui. Quindi cercare di rassomigliarmi a un io maschile, di sentirlo attraverso di me, è stato complesso, però con l'aiuto dei maestri io ho cercato di attraversare un sentimento grandioso. I poeti hanno i sentimenti grandiosi, il mistero, l'umanità. In questo mi sono stati veramente, si può dire, vicini Mario Luzzi ed Herman Hesse e pochi altri. Mario Luzzi perché nella terra dove io vivo Mario Luzzi vive insieme a Fortini, però non mi pronuncio su Fortini perché altrimenti gli accademici stanno già lì pronti a Siena. Mi voglio bene, ci vogliamo bene, accademici senesi. Mentre più vicino a me ho sentito Mario Luzzi, perché sono stata spesso a Pienza e lì molto è dedicato a Mario Luzzi, quindi io l'ho percepito veramente, i suoi versi mi sono penetrati veramente. Poi Mario Luzzi, anima grandiosa, veramente è stato bello questo incontro, bello. Negli altri libri mi ero più concentrata su Montale, sullo studio di Montale, spesso sono cresciuta con Montale, Pasolini. Questo volume poi mi sono dedicata a Herman Hesse, mi sono dedicata a dei poeti turchi, a un poeta anche iraniano, quindi veramente poi per chi volesse approfondire c'è da dire. Beh, io penso che ci possiamo preparare già ad ascoltare i tuoi versi insieme, come dicevamo, ai nostri musicisti. L'ultima ci sono. Però prima di passare, anche per dargli il tempo di prepararsi, la domanda banale: cosa ti lascia questo libro e cosa è il tuo sguardo rivolto al futuro? Ecco, hai già altri progetti? Sì,
Questo libro cosa mi lascia? Una grande soddisfazione, una grandissima soddisfazione. Poi ci tenevo a dire qualcosa in questa occasione sulla copertina. Io non avevo nessuna idea, nessun ancoraggio mentale sulla copertina. La copertina è stata curata dal poeta Mario Marino, che saluto, ed è un dettaglio di un'opera che credo che si trovi a Istanbul. Io credo che la letteratura d'Oriente e d'Occidente debbano trovare un punto di incontro. Questa secondo me è anche la grandezza del cantico, riuscire ad emanare quella che è la passionalità, la contemplazione della poesia d'Oriente nell'Occidente, perché noi occidentali abbiamo sempre più questo modo di leggere la letteratura meno spiritualizzato. Ecco, a me è piaciuto fondere queste culture insieme per dare veramente una prova importante, una prova bella di quello che può essere il sentimento amoroso. Ho un altro progetto già partorito che si chiama Tutti i giorni un incantesimo. Sempre qual è la radice del titolo? Il titolo perché mi chiamo Sabatina, il sabato, Sabba, Shabbat, quindi ho sempre cercato di girare intorno al mio nome. Tutti i giorni un incantesimo, vediamo un attimo se questo mago vuole collaborare a suo modo. Sicuramente. Allora, nel frattempo che tu ti... vogliamo ripetere l'editore, scusa? I quaderni del Bardo Edizioni, Stefano Donno, che salutiamo. Ecco, con chi volesse che lo si trovi online. Sì, perché non abbiamo copie qui, su Amazon si trova il libro. Bene. Allora, nel frattempo che Sabatina si posiziona, di nuovo rivolgiamo un bel applauso a Cristian Mele e a Raffaele Pappone.
Cantico degli amanti, la sposa. Baciami, perché la parola bacio non mi basta, tanto è il desiderio che provo per te. Di desiderio posso morire ad ogni mia cena, se tu non mangi con me, se tu non mi prendi attraverso le tue labbra. Baciami, quando mi leghi sono in tutti i tuoi segreti, non rimando nessun piacere, lo vivo tutto nei tuoi profumi, sento col tuo naso. Vedi dunque che le mie ore sono intrecciate alle tue, dimmi chi sono tra i tuoi baci. Sono sempre con te con sole e pioggia, mi hai legato al tuo eros e non posso dimenticarti. Caduta, attirami a te. Sii sprovveduto con me e amami pieno dei tuoi segreti d'amante. Introducimi ai tuoi misteri, nelle tue stanze in cui mi indichi come incontrarti ogni volta nuova. Introducimi alle tue stanze, mio bene, mio re. Fammi da guida nelle tue età, perché ad ogni bacio io possa amarti. Il mio respiro vibra di passione, come molte donne che ti guardano, ma solo mio è il mio re, solo mio è tutto se stesso. Le tende delle tue stanze sono aperte e danno sul paradiso. È lui il custode della mia anima. Dimmi, oggi che stai facendo? Io ti amo, non abbandonarmi, a resistere alle ore senza di te. Ti aspetto per cena. Lo sposo. Sei la cosa più influente per me e sei bella. Ti aspetto ogni giorno per accarezzarti le gambe e le braccia. Mi conservo ad ogni ora per essere più fresco con te di notte. Sei così bella che sembri egiziana. Vieni nella mia casa, dentro di me. Io ti aspetto ad ogni ora. Duetto. La mia amata è un fiore per me, raro e preziosa tra le cose del mondo. La distinguo tra tutte come mia. Il mio amato è solo per me. La sua rarità incastra la mia. Mi appartiene e lo riconosco. Ascolto solo la sua voce fra tutti gli uomini della terra. Lui resta sempre giovane, non è vecchio un solo giorno. Il suo sapore segna il mio palato. Mi ha rapita e introdotta alla sua cella, alla cella del vino, e porta un vessillo solo per me, come insegna della nostra unione. Il suo vessillo su di me è amore. Per questo e non solo io sono malata d'amore. Ho bisogno di lui, non riesco a vivere lontana da lui. Non si vede per la luce. Sostenete questo mio lamento che viene dall'anima per lui. Voglio vivere con lui, non riesco a privarmi della sua presenza. Ho sempre in me quando la sua mano sinistra mi regge la testa, mentre con la destra mi abbraccia. Per favore non svegliate dal sogno la mia amata. Io voglio che il sogno in lei si prolunghi, perché la amo. È l'unica in cui mi riconosco, l'unica in cui voglio abbandonarmi. Continuo?
Secondo poemetto, La sposa. Perdonatemi, no, non è la luce che non vedo, è la luce che mi riflette nei miei occhi, però va bene, va benissimo, scusate. Eccolo il mio diletto, finalmente ci vediamo. Dopo così tanto tempo, lo amo molto. Adesso guarda fuori dalla finestra, come se quasi non sentisse il mio desiderio. L'inverno è passato, non c'è più la pioggia, non c'è più la pioggia, è tornata la primavera e i campi sono tornati ad essere verdi. Sorella, amica e amante mia, vieni a stare con me a casa mia. Sei la mia colomba. Fammi sentire la tua voce ogni giorno, fammi guardare il tuo viso ad ogni ora. Resta con me, perché adoro sentirti parlare e non posso fare a meno di guardarti. Il mio diletto è per me e io per lui. Nessuno può incastrarsi a noi, siamo rari e uniti insieme. Torna a casa, amore mio, ogni giorno, torna da me, perché il mio posto è prenderti con me. Di notte ho cercato il mio amante, ma non l'ho trovato. Ho cercato dentro di me, poi nella stanza e sono uscita da sola di casa per cercarlo. Mi alzerò e farò il giro della città, per le strade e per le piazze, perché non riesco a stare senza di lui. L'ho cercato ma non l'ho trovato. Mi hanno fermata delle persone a chiedermi cosa facessi di notte girando. Avete per caso visto il mio compagno? Poco dopo lo vidi, l'amato del mio cuore, il motivo per cui io vivo. La cosa più incantevole per me. Quando finalmente lo troverai, lo trovai, lo strinsi così forte da ricordare per sempre che avrei potuto perderlo. Lo strinsi a me, non lo lascerò mai più, non lo lascerò più, fintanto che non mi sposerà. Voglio che indossi la fede nuziale come segno del legame. Lo sposo. Per favore, non svegliate dal sogno la mia amata. Io voglio che il sogno in lei si prolunghi, perché la amo. È l'unica in cui mi riconosco, l'unica in cui voglio abbandonarmi. Raffaele Boccone alla chitarra.
Terzo poemetto, Lo sposo. Come sei bella, sei mia amica, sei bella. Questi tuoi occhi che vedo rivolti a me mi scavano dentro. Le tue labbra hanno il colore della porpora quando ti bacio. Prima che si faccia buio, salgo su per quel luogo dentro di me, dove non ci sei che tu. E come un odore di incenso mi inebria l'anima ogni volta che ti desidero. Tu sei il modo in cui leggo la natura, perché il tuo erotismo mi riempie i desideri. Sei bella, sei mia amica, non c'è stranezza in te, non c'è bruttezza. Vieni dal luogo della mia anima, dalla stanza in cui sono cresciuto, da dove ho studiato e ho lavorato. Vieni da ogni luogo in cui sono stato. Tu mi hai riempito il cuore, sorella mia sposa. Tu mi hai rapito il cuore, con un solo tuo sguardo, con i tuoi orecchini di perla. Quanto è sublime riceverti con me, ricevere i tuoi baci e le tue carezze così lievi, deliziose come vino pregiato. L'odore della tua pelle è penetrato in me, più di ogni tuo profumo. In tutti i miei viaggi non ho sentito un odore così. Da queste labbra esce per me come un miele, e sono così disperato che lo cerco ogni notte prima di dormire. Sposa mia, moglie, in questa lingua che tocco così pienamente nei miei abbandoni, sento un latte e un miele che mi lega a te per sempre. Chiuditi, amore mio, come un giardino, sorella mia sposa, chiuditi, sigillati e non aprire a nessuno ciò che apri a me. Zafferano, nardo, odori di oriente, cannella, cinnamoro, incenso, mirra, aloe, tutti questi aromi vengono dalle tue labbra, dal tuo giardino e dalla tua anima, dove dimoro io. Vieni come dal Libano e solo posso bere della tua acqua. La sposa. Sto dormendo ora, ma il mio cuore veglia con il battito di Dio. Aprimi, sorella mia sposa, perché ho desiderio di stare con te. Sono nuda, rimetto la camicia da notte. Il mio amato sta cercando di entrare, sento il fremito del desiderio, come quando mi coglie di sorpresa. Il mio compagno è diverso da ogni uomo. Sulla sua testa e intorno a lui c'è come un oro di Dio. I suoi occhi hanno colori di 1000 ruscelli e le sue guance sono erbe profumate, del luogo della mia anima. Le sue labbra sono gigli, quando mi bacia, sanno di mirra. Le sue dita hanno come anelli d'oro che sposano le cose più belle e sublimi della vita. Il suo petto è d'avorio, tempestato di zaffiri. Le sue gambe sono colonne di alabastro. Il mio compagno ha delizie nella sua bocca. Questo è mio marito, il mio più grande amico. Continuo, perché resta poco, poi magari leggiamo dei testi miei. Lo sposo. Amica mia, sei bellissima, leggera e terribile, disponibile e inafferrabile, complice e altissima. Non guardarmi così, perché quando mi guardi ti desidero, mi sento letto nei pensieri. Hai questi capelli così sensuali, delicati, scendono per le tue spalle e sulle bianche scapole. Le tue gote sono spicchi di melagrana e ne sono geloso. Ci sono tante donne sulla terra, ma tu sei l'unica che avrei potuto sposare. La sposa. La tua bocca è piena di vino, ti amo e sono per te, sola per te ti appartengo. Tutti i tuoi desideri sono verso di me. Vieni, dormi con me, amore mio. Voglio accarezzarti, viaggiare con te, stare con te per sempre. Alle porte di casa nostra c'è l'incantesimo dei miei frutti, che negli anni ho conservato per te. Lo sposo. Per favore, non svegliate dal sogno la mia amata. Io voglio che il sogno in lei si prolunghi, perché la amo.
È l'unica in cui mi riconosco, l'unica in cui voglio abbandonarmi. La sposa. Mettimi come un sigillo sul tuo cuore, come un sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte è l'amore, forte come gli inferi la passione. Le fiamme della passione sono il fuoco dell'amore del Signore. Grandi acque non possono spegnere l'amore, né fiumi travolgerlo. Sulle note struggenti di una delle storie d'amore più famose della musica italiana, la storia di Marinella. Ringraziamo di nuovo Cristian Mele e Raffaele Pappone, che davvero ci hanno regalato
Grazie di cuore, maestro. Bellissima musica, ovviamente ringraziamo Sabatina. So che c'erano adesso parte Grazie a voi, grazie. l'happening, l'improvvisazione. Ecco, so che c'erano delle domande, dei contributi. Sì, c'è una mia amica che vuole fare un intervento. Ecco. Come si chiama la tua amica? Veronica. Buonasera, volevo invitare tutti ad acquistare il libro di Sabatina, perché sì, proprio Accattatevillo, sì, Accattatevillo, perché io ho iniziato a leggerlo l'altra sera e ho passato tutta la notte con il libro di Sabatina. Mi piace la letteratura, mi occupo io stessa di arte figurativa, critica d'arte e letteratura gotica, e posso dire che il libro di Sabatina si basa veramente su una fusione tra il trascendente e il reale, quindi una commistione tra l'elemento mistico, dove Sabatina stessa diventa mistica a sua volta in alcuni sprazzi del libro, e Sabatina stessa diventa trascendente essa stessa come persona, si trasfigura col personaggio stesso del marito, laddove in una recensione al libro ho scritto: Sabatina è congiunzione il suo marito barra amante, o Sabatina è, con l'accento, quindi è essere il suo marito amante. Beh, si verifica una forma alchemica dove, attraverso questa trasformazione degli elementi, perché quella è la figura dell'alchimista, colui che va a trasformare, a trasfigurare gli elementi, si ottiene un mix eccezionale che ti coinvolge, ti prende. Tutti, penso, conosciamo il Cantico dei Candici, che è la forma primigenia di ispirazione lirica di tutti i tempi, e Sabatina, che ancora non ha il successo che meriterebbe, ma noi possiamo aiutarla in questo anche solo con l'acquisto delle copie, perché no? Sabatina si è avvicinata e si è fusa con una letteratura di ampio respiro, una letteratura elevata, una lirica che è fondamentale per la letteratura di tutti i tempi, ma anche per i libri sacri. E Sabatina, per me che ho letto il libro, appare non solo trasfigurata ai personaggi, ma all'elemento letterario stesso. In effetti Sabatina si rifà alla coppia sacra, che non è esistente unicamente nel libro della Bibbia, ma alcuni tratti molto simili sono presenti addirittura nel Sutra del Loto e della letteratura orientale. Io ho preso due piccole citazioni dal libro di Sabatina. Quella notte, sì, quella notte, perché poi la notte, soprattutto intorno alle 3, è un momento in cui la nostra stessa mente si fonde con l'irreale, con il trascendente, e mi sono rimasti questi due versi che voglio leggere per non fare alcun torto alla fantasia, alla creatività, alla pittorescità, che non esiste come termine ma lo inventiamo ora, perché no, lo coniamo al momento, di Sabatina. Mi piace quando Sabatina dice: e non voglio più abbandonarti per non abbandonarmi più. E poi in un altro verso dice: e non ho paura di capirti poco, di capirmi male attraverso di te. Allora, nel primo verso è importante notare quando lei dice: e non voglio più abbandonarti per non abbandonarmi più, la fusione totale col marito amante, dove lei, perdendo l'amante, come nei versi che ci ha prima letto
così splendidamente, direi, da acchiappare proprio la nostra attenzione per non rivolgerla a null'altro, perdendo il suo marito amante è quasi come se perdesse se stessa. E con questo io direi facciamo un grande applauso a Sabatini. Grazie mille Veronica, grazie a tutti. Pippo, vorresti aggiungere qualcosa? Un altro intervento? No, stai Veronica. Decidi tu il finale, se vuoi, poesia, musica. È stata una bella serata, volevo dare un consiglio, insomma, per chi è del posto. Se avete tempo, venite a raggiungerci anche a Santa Domenica il venerdì 29, perché abbiamo un'altra presentazione con Rosangela Manca lì alla terrazza, è un bel posto. Non so ancora se riusciremo a organizzare una diretta, alcuni miei amici non ci possono essere perché è finita la vacanza, è finito il tempo delle vacanze, quindi un consiglio per chi è del posto: magari venire a sentire parlare un po' di poesia, in qualcosa di diverso, non il solito Pascoli, il solito Ungaretti che si studia a scuola, ma una poesia contemporanea. Io ringrazio di nuovo Telediamante, ringrazio tutti i presenti, ringraziamo ovviamente la Villa Comunale Sandro Pertini che ci ha ospitato, siamo stati davvero bene. Lascerei il finale alla musica, che forse ai nostri di nuovo Cristian Mele e Raffaele Capone. Applauso spontaneo per... Grazie Sabatini. Grazie Pippo. Grazie Sabatina, facciamogli un ultimo applauso. Dai. Grazie a tutti. Viva la musica, viva la poesia, vero Armando?